A casa mia nessuno ha la tessera per dirti, no? E anche questa è una lezione che bisognerebbe mettere via, nel senso che i familiari non andrebbero coinvolti. Io sono convinto che i familiari in politica dovrebbero stare fuori. Candidare Renzo Bossi alla regione è stato un errore. All'indomani delle dimissioni del senatore, il presidente del Veneto Luca Zaia usa toni pacati e non muove alcuna critica verso l'ex segretario del partito, se non quella di aver spinto il figlio in politica. Dovremmo magari pensare che nel nostro partito in futuro ci sia un codice etico e imporre a tutti che i familiari non ci siano. Il presidente della regione era presente ieri al vertice che passerà alla storia per l'uscita di scena del fondatore leghista. Bossi a me personalmente ha dato, forse sono quello che rappresenta quello che ha avuto più opportunità nella vita. Un partito il cui futuro ora è in discussione, e questo lo sa anche Zaia. Il futuro passa prima di tutto per i congressi ai quali esclude categoricamente di candidarsi. Non sono interessato a segreterie o altre robe. Poi tra le priorità indicate ci sono soldi e bilanci. Dobbiamo guardare avanti, pensare che dobbiamo fare chiarezza e che comunque la Lega, che ha sempre professato gli ideali etici, morali e di legalità, deve essere come un palazzo di cristallo, trasparentissimo. Bilanci certificati, come ha garantito il nuovo tesoriere Vicentino. Stefani, secondo me, già ha esordito bene dicendo ieri che chiederà la due diligence.